Ben diciamo ritrovati a Corner, anche se non tanto. Beh, Angelo, è un appuntamento fisso il nostro, dobbiamo ringraziare chi ci segue da casa con tanta passione, con tanta costanza e direi anche spirito di sopportazione in alcuni casi, lasciami passare il termine. Avete già sentito, è impossibile trattenerlo appena inizia la trasmissione. Angelo Patanè. Buonasera a tutti, buonasera. Già parla a raffica stasera. già abbiamo iniziato. Buonasera ad Alessandro Vagliasindi. Buonasera. Permettetemi di salutare, diciamo, il lato gentile di questa trasmissione. Naomi. Buonasera Angelo, buonasera Allora, agli amici a abbiamo casa. presentato un giocatore del Fiorenzuola di 22 anni fa. Ma non sveliamo tutto, No, vabbè, come basta, sempre tu hai voglia, questa voglia, ma buonasera ad Alessio Castellini che ritroviamo con piacere stasera. Buonasera. E grazie per essere con noi, nonostante, voglio dire, il momento poco felice del Catania. Tu hai iniziato in un modo, stai proseguendo la stagione in un altro modo, però subito parliamo di quello che sta succedendo a questa squadra. Che cosa sta succedendo? Tu che la vedi da dentro. Allora, sicuramente i risultati non portano, diciamo, un buon umore, però noi siamo uniti, dobbiamo stare uniti e dobbiamo reagire e uscire da questo momento. Quindi questo è il tuo, diciamo, il pensiero un po' di tutti in casa Catania, a partire dal tecnico, abbiamo sentito anche ieri Zaniolo, un po' di tutti. Abbiamo sentito Zanellato, chiedo scusa, abbiamo sentito Beters, però è possibile soltanto che sia una fase che diciamo coincide con una scarsa anche condizione fisica di questa squadra. Esaminiamo anche questo aspetto, Alessandro, perché mi pare di poter dire che il Catania rispetto a tutte le altre squadre abbia, non chiedo chiaramente ad Alessio, non abbia, diciamo, la stessa forza, la stessa capacità fisica, la stessa intensità, questo da un punto di vista fisico. Poi da un punto di vista caratteriale parleremo d'altro. Anche perché le due cose sono, a mio avviso, interconnesse. La brillantezza atletica a volte dipende dall'autostima, dal momento mentale positivo che accompagna la prestazione fisica in maniera più intensa. È evidente perché le partite le abbiamo esaminate tutte, sono già 8, quindi 7 che sono insomma un campione già indicativo, assolutamente, che raramente, se non per qualche frame di alcune partite, abbiamo visto una squadra dominante da un punto di vista atletico. Anzi, il più delle volte l'esatto contrario, anche ieri, forse per anche una disposizione tattica della Juve Stabia che sembrava più ordinata in campo, una squadra più corta, senza fenomeni ma con dei compiti semplici ed eseguiti in maniera assolutamente efficace, ha fatto sembrare questa circostanza ancora più eclatante, perché sembrava che la Juve Stabia andasse a 2 velocità in più del Catania, pur andando a una velocità a 10, diciamo inferiore rispetto ai propri standard, perché veniva, ricordiamo, da una partita di martedì a Brindisi, quindi aveva anche 2 giorni in meno nell'avvicinamento alla partita, assolutamente dispendiosa, su un campo brutto dove ha dovuto giocare a lungo in 10 per l'espulsione al primo tempo del suo capocannoniere, di Romeo. Quindi, anzi, letta al contrario, sembrava ieri l'occasione ideale per il Catania per gestire la partita e poi passare all'incasso del secondo tempo, quando magari sarebbe stato fisiologico immaginare un calo della Juve Stabia proprio per effetto della circostanza abbiamo detto in premessa, mentre il Catania avrebbe potuto sfruttare magari una scia favorevole e portare a casa vittorie e 3 punti. Tutto questo purtroppo è rimasta lettera morta. Se mi fai aggiungere, e poi concludo questo primo intervento, taccio per sempre, non esageriamo, dai. Siccome i numeri non mentono, e tu sei un esperto di numeri. Ho preparato così un brogliaccio, 7 partite, 8 punti nella storia più recente in Serie C del Catania, quindi abbiamo preso a campione dalla stagione 2015-2016, quella successiva ai treni del gol, fino a oggi. Il punteggio registrato dalla formazione di Tabiani è il secondo peggiore di questo arco temporale. Peggio aveva fatto soltanto la formazione allenata da Francesco Baldini, stagione 21-22, quella dell'esclusione,
poi quindi tutti questi risultati sono stati cancellati di fatto, ma in quella stagione, nelle prime 7 partite, la squadra di Baldini fece 7 punti. Ma parliamo di un periodo storico completamente diverso, condizioni completamente diverse. Analogo punteggio come quello di quest'anno invece fece registrare la formazione del Catania 2016-2017 allenata da Pino Rigoli, che nelle prime 7 partite totalizzò 8 punti. Che è stato evocato ieri da alcuni nostri telespettatori nel corso della partita. No, io ne approfitto per la presenza di Alessio Castellini, perché per me Alessio rappresenta una metafora importante, e che è giusto che secondo me la gente che ci segue da casa magari comprenda per evitare i luoghi comuni. Alessio è la metafora che fare il calciatore a Catania, fare l'allenatore, fare il giornalista, in fondo non è una cosa complicata, anzi, la situazione è esaltante. Sei arrivato l'anno scorso, illustre sconosciuto, campionato sovradimensionato, no, per le tue esperienze. Eppure è un giocatore che, giocando bene, dimostrando di essere una persona particolarmente seria sul campo, rispettando i compiti e i dettati dell'allenatore, non solo è entrato nel cuore di quel Catania, non solo è entrato negli schemi a titolare di quel Catania, ma lo è diventato anche in una categoria superiore, che è la Serie C1. Questo significa che non è vero che allenare a Catania sia una cosa complicata, giocare a Catania sia una cosa complicata. Catania è una città, una metropoli, come tutte altre tante metropoli che vivono di calcio, che amano il calcio, che hanno trascorsi di calcio per quello che è la dimensione di Catania importanti. No, parlo di Catania, penso al Palermo, penso a realtà come il Bari, posso pensare a immaginare il Lecce. E allenare a Catania o giocare a Catania è uno stimolo importante per chi sa cogliere questa enorme opportunità. Perciò, per chi pensa che 14.000, 15.000 spettatori allo stadio possano incutere timore o soggezione nei confronti dei giocatori, per chi pensa che scendere in campo con 14.000 spettatori che applaudono perché sei in quel momento il rappresentante dei loro colori, deve essere un onore e uno stimolo per chi scende in campo, per chi è il dirigente di questa squadra, anche se è giovanissimo. Alessio Castellini. Stiamo arrivando alla pubblicità, Patanè. No, siamo arrivati. No, ma questo no, te lo devo dire. No, io ho cronometrato Alessandro. 2 minuti. 2 minuti, ok. E allora, Patanè. Alessio mi dimostra che quest'anno, giocando in un ruolo e in una categoria superiore, in un ruolo che non gli appartiene, continua ad essere, per quanto mi riguarda, in questo frame, uno dei migliori giocatori del Catania. Il fatto che sia stato confermato lo dimostra, e dimostra pure come tanti alibi o tante discussioni da bar del giorno dopo non hanno senso di esistere, perché si gioca alla a Catania. fine cosa è una considerazione, È una metafora. se non lo faccio, allora, non c'è la domanda. La posso fare? No, la posso fare a Castellini. Domande adesso a Castellini. Ecco, ne abbiamo. allora dopo prima, però un attimo, prima delle raffiche, domande un attimo, a stai raffica, calmo, eh. state calmo. Vorrei andare un attimino da Naomi, dopodiché vorrei vedere la partita, il riassunto nel montaggio di Ottavio Longo, dopodiché poi, se abbiamo tempo prima della pubblicità, la metafora raffica delle domande. serve proprio per dare una risposta iniziale ai messaggi. Sentiamo gli amici a casa in realtà, perché come sapete, insomma, c'è una caratteristica del catanese medio che è quello di essere impacidero, particolarmente curioso. Infatti il primo messaggio che vorrei leggere è proprio questo: salve, vorrei chiedere a Castellini, il mister Tabbiani cosa gli ha detto a fine partita? Grazie Alfredo. Questa domanda nel frattempo pensaci. No, facciamo rispondere, rispondi subito, vai. Allora, diciamo che comunque a fine della partita diciamo, lo stato d'animo è ancora caldo, quindi molte volte si preferisce non dire nulla o comunque rimandare le parole che potrebbero essere dette in modo sbagliato o percepite in modo sbagliato a quando ci si rivede nella ripresa o il giorno dopo. Quindi è questo che volevo dire. Naomi. Ok, continuiamo. Scrivono: dare ancora fiducia a Tabbiani per me è sbagliato. Se si deve cambiare allenatore si deve cambiare subito e non a metà campionato. Una buona serata, sempre Forza Catania, Sebastiano Lombardo. Ci mette faccia, nome e cognome Sebastiano. Naomi, posso dire Prego, sul certo. punto? Fiducia
confermata, ma verranno esaminate le prossime 3 partite per prendere una decisione definitiva, insomma, o in un senso o nell'altro. Quindi Taranto, Monterosi, Avellino. Quindi abbiamo risposto anche a un altro telespettatore che ci Esatto. chiedeva fino a quando durava questa fiducia nei confronti di Magari Tabiani. Adesso ho domenica il capito, Catania straripa, vince 5-0 col Taranto e lunedì parleremo di Tabiani, miglior allenatore della Serie C. Ma ce lo auguriamo. Adesso do un senso a questo messaggio perché scrivono esattamente Taranto, Monterosi e Avellino. Capisco. Dovranno essere 9 punti. Non ci sarà alternativa se si vorrà stare a galla. No, le alternative ci sono a Ci questa considerazione. È ovvio, magari non saranno 9 punti, ma dovranno essere punti importanti o comunque Prestazioni. prestazioni significative e partite giocate sicuramente non sulla falsariga di quello che finora è stato il canovaccio generale del Catania. Non so se abbiamo qualche altro messaggio. Sì, perché anche domenica ce ne siamo accorti, c'è un episodio che non è piaciuto e riguarda in qualche modo Curado, che sul gol della Juve Stabia, invece di tentare appunto di fare il suo mestiere, pensava a dire all'arbitro guarda è fuori gioco. Infatti scrivono, a proposito del fuorigioco, Curado aspettava il fischio dell'arbitro invece di contrastare con efficacia. Sì, L'ultimo sottolineato anche oggi durante anteprima corner. L'ultimo messaggio lo leggiamo? Sì, dai. sì, abbiamo il Faccio tempo. una premessa, 18 mesi fa il Catania non esisteva e adesso tutti a dire via tutti. Io penso che qualche tifoso pseudotale sarebbe meglio che tifasse Juve, Inter, eccetera. Diamo fiducia a questa società e stiamo calmi. Via Forza tutti. Catania, Vincenzo da Mascaluci. Abbiamo uno spaccato, Via diciamo, tutti di non quelle esiste, che... via tutti è un errore concettuale. Vabbè, voglio dire, Nessuno ha detto. è Poi, un'esagerazione, è no? Normale. Allora, se permettete, adesso vediamo cosa è successo ieri Se in è questa necessario, Andrea. partita. Ma lo dobbiamo Facciamoci vedere. del male. Vai, Dobbiamo vai. vedere. Vediamo allora la nostra... Rivisto la partita, certo, non è un gran bel vedere, anche perché tirate poco in porta, Alessio. Vedete poco la porta o comunque non c'è profondità nella vostra azione, nel senso che molto spesso la squadra si ferma a giocare sulla tre quarti e quando va in profondità cerca sempre Chirico, però Chirico non può essere sempre il risolutore di tutti i mali. Certo, diciamo che dobbiamo trovare delle nuove soluzioni sicuramente, perché è vero, comunque non riusciamo sempre a concludere l'azione, cerchiamo comunque di trovare lo spazio giusto muovendo palla a destra e a sinistra, forse, anzi senza il forse dovremmo farlo un po' più velocemente e anche questo ne abbiamo parlato anche in settimana
è un aspetto su cui dobbiamo lavorare. Poi credo che Mino non debba presentarlo nessuno perché ha delle qualità da fenomeno, che è un grandissimo giocatore, come grandissimi giocatori sono anche gli altri attaccanti che abbiamo. Poi certamente, parlo per me personalmente, se io ho palla e vedo che mi viene incontro, per me è quasi, non dico un dovere giocargliela, però se io penso alle mie qualità e le sue, io gli do la palla, poi sovrappongo per dargli una soluzione. Poi giustamente è lui che deciderà se ridarmela o meno. Però, come ha fatto vedere, ha delle qualità importanti ed è anche per questo che gli arrivano tanti palloni. Allora, fra poco noi torneremo perché siamo già in ritardo con il primo segmento, il primo blocco lo dobbiamo chiudere, ci ritroviamo fra qualche minuto e torneremo anche a sentire, a dare voce a chi in questo momento ci segue da casa e vi assicuro sono talmente tanti i messaggi, talmente tante le curiosità, talmente tante le critiche, ma non solo, perché c'è, come abbiamo già sentito, anche chi dice che bisogna avere pazienza, dare fiducia, aspettare ancora e vedremo insomma poi quali saranno le considerazioni finali, ma intanto ci fermiamo. Eccoci, siamo di nuovo insieme per proseguire corner. Tornerei un attimo da Naomi perché c'è un'altra sfilza di messaggi da leggere. Linea bollente. Parecchi. Iniziamo. Scrivono che ci vuole una svolta coraggiosa della società. Punti raccolti sono miseri, le altre squadre corrono. Abbiamo detto 3 partite. 3 partite, ricordiamolo, questa cosa, mettiamolo in alto a destra oggi. Pensiamo a salvarci e tenere la categoria. Ancora, secondo me non dovevano toccare Troppo pessimista, non penso che sia questo il progetto. Vabbè, se no mi aveva detto se ci sono domande lasciami la parola, se no vai con le considerazioni. Vabbè. E invece lo stesso lui, vabbè. Ma non è così. No. Se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Concordo. Si va da un eccesso all'altro. Ma fatto che questa è la cosa bella, poi siamo tutti allenatori, siamo tutti tecnici. Dobbiamo essere promossi, al bar dello dobbiamo sport, essere siamo primi in tutti... classifica, se stiamo secondi è tutto sbagliato. Dobbiamo mandare a casa la società, cosa che magari qualcuno avrà pensato ma nessuno ha mai detto, di buon senso, e adesso dobbiamo salvarci. Probabilmente, ovviamente questo è un cammino da medio-bassa classifica, ma non è una squadra che si deve salvare, prima c'era una società e ci sono 3 partite ancora. Vai. Secondo me non dovevano toccare la squadra dell'anno scorso, compreso Ferraro, bastava aggiungere Chiricò, Silvestri, Zanellato e 2 portieri esperti per la categoria. Quindi mezza squadra andava fatta in qualche modo. Dai. Vabbè. Leggo un messaggio per Alessio così Però semmai... posso agganciarmi a questo Certo. messaggio per chiedere ad Alessio. L'anno scorso squadra completamente nuova, creata proprio dalle ceneri. Quest'anno squadra completamente nuova. Com'è cambiata la dinamica? Cioè l'anno scorso la sensazione, al di là della dimensione, una categoria dove il Catania chiaramente era nettamente sovradimensionato, quest'anno non è così. Però detto questo, le dinamiche che hanno creato subito gruppo, almeno questa è stata la sensazione l'anno scorso, perché era un gruppo che si aiutava in campo, era veramente un corpo unico in 22 gambe. Quest'anno questa sensazione non c'è. Tu mi dirai no, il clima è bellissimo, stiamo tutti bene, ma da fuori noi non vediamo questo in campo. È una valutazione errata o può avere un minimo di fondamento? Allora, da dentro posso dirti, come hai detto te, non è così, perché comunque è un gruppo unito, andiamo tutti, prima allenamento, c'è un'ora prima il ritrovo, quasi tutti siamo lì un'ora e mezza prima. Perché comunque vogliamo vivere lo spogliatoio, vogliamo stare insieme, anche se c'è da uscire, prendersi un caffè, ci si chiama, comunque il gruppo è forte, il gruppo è unito. Giustamente, magari in campo può sembrare diverso. Secondo me fare il paragone con l'anno scorso è difficile, perché l'anno scorso comunque sapevi che quell'obiettivo era per forza vincere e non c'era alternativa. In un modo o nell'altro, non giocando bene o giocando male o giocando bene, vincendo 1-0, 2-0, 3-0, non cambiava nulla, l'importante era vincere e basta, perché dovevamo tirarci fuori dalla Serie D. Quest'anno è un campionato molto diverso, perché anche in Serie D diciamo che le squadre non è che restano sempre le stesse. In Serie C magari ci sono squadre che ormai giocano insieme da 2 o 3 anni e hanno quei 4-5 innesti
diversi al massimo, che però 5 innesti sono diversi che 22, secondo me. Poi Però correggimi se sbaglio, anche quest'anno l'obiettivo era vincere, nelle dichiarazioni inizio stagione, o certo, no? però vincendo, facendo comunque un calcio, diciamo che non che piacesse alla gente, però che esaltasse sia il nostro gioco che anche le persone fuori. Alessio, posso allora Grazie. andare in rimbalzo su questa domanda? Ti faccio una considerazione più semplice. Può darsi che i due mondi che oggi tu racconti perché li hai vissuti, non perché vogliamo fare un confronto, ma erano due mondi di allenamento diversi, totalmente, diametralmente opposti. Sistema di gioco sicuramente più semplice, più intellegibile, più basic, forse fin troppo, quello l'anno scorso, probabilmente troppo elaborato per essere una squadra nuova al 90% quello di quest'anno. Può anche essere questo uno dei motivi di differenza tra quel calcio e quei risultati dall'inizio, seppur senza un calcio esaltante, e gli sprazzi di bel calcio che abbiamo visto in alcune partite, ma con scarsi risultati. Diciamo che comunque l'anno scorso non giocavi benissimo, però avevi i risultati, quest'anno molte partite hai giocato diciamo bene, però hai perso, penso alla partita col Crotone, penso comunque alla partita col Foggia dove non sei riuscito a sbloccarla e hai preso 2 gol, ne conto uno perché il secondo non lo conto neanche perché diciamo è una cosa fortuita, un errore di comunicazione ed è uscito un 2-0 che poteva tranquillamente finire 1-0 o anche essere pareggiato quella partita. Giustamente il mister lo sa, anche lui, che il gioco che ci chiede è un gioco dispendioso, però comunque noi sappiamo che dobbiamo dare tutti in quei 60-70 minuti che abbiamo nelle gambe, perché poi ci sono quei 5 cambi che si possono fare, si può cambiare praticamente metà squadra e sappiamo che quelli che entrano danno le stesse o comunque hanno ancora più motivazione per fare bene e dare quel contributo alla squadra in più. Sai cosa, Alessio? Penso che ciò che non ci spieghiamo è che dopo Caserta, dove dai veramente un segnale forte, vinci 4-0 contro la squadra fino a quel momento imbattuta, giocando un gran calcio, batti il Messina in Coppa Italia, la partita con Latina, secondo me in questo momento è il buco nero dove un attimo vi siete infilati, perché è stata brutta, una prestazione brutta come quella di ieri. Voglio capire come mai, cioè venivate da una scia favorevole e vi è venuto il braccetto. Darti una spiegazione... Per quello che hai diciamo vissuto che... tu durante la settimana e poi in campo quei 90 minuti contro il Latina. Diciamo che forse ci eravamo abituati a un gioco che quello di Caserta, quello col Messina, comunque che erano anche più alti come squadra, loro venivano più a prenderci e noi per le qualità che abbiamo ci fanno un favore perché comunque riusciamo a creare trame di gioco veloci, verticalizzando, soprattutto grazie anche agli avversari che vengono molto forte, perché giocando di prima, 2 tocchi, sappiamo già cosa fare. Ovviamente quando si mettono là è difficile, comunque io adesso parlo della partita con Latina, si sono messi là in 5 dietro, più di muovere la palla per destra e sinistra, ovviamente dovevamo farlo più veloce, anche quello l'abbiamo analizzato e una cosa che dobbiamo migliorare perché anche un singolo passaggio, faccio il mio stupido esempio, dal terzino al centrale, che in quel caso era Silvestri, se non lo faccio forte perdiamo quel mezzo secondo, quel secondo che non riesce a bucare dall'altra parte. Corretto. Però ovviamente dobbiamo trovare nuove soluzioni se la squadra avversaria sta così bassa, magari mettendo più cross, attaccando più la porta, però quelle lì sono soluzioni che stiamo lavorando e lavoreremo col mister. È sbagliato rilevare che da una situazione di svantaggio non siete mai venuti a capo totalmente di una partita, cioè questa è una squadra che sembra dipendere moltissimo dal gol del vantaggio, cioè se riuscite a sbloccarla poi vi esprimete nel modo più congeniale le vostre caratteristiche, se no non riuscite a stare per tanto tempo sul livello di prestazione alto e poi fatalmente vi esponete e prendete il gol. Diciamo che comunque ogni squadra che prende gol
qualcosa sacrifica, che sia una copertura, una ripartenza per la voglia di far gol. Poi la squadra avversaria che ha fatto gol, giustamente, se già gioca contro il Catania, in più faccio l'esempio del Latina, gioca in casa del Catania, sicuramente non ha iniziato la partita a attaccarci alti, figuriamoci se dopo aver fatto gol iniziano ad attaccarci alti, anzi si abbassano ancora di più e cercano comunque di colpirci in ripartenza come hanno fatto. Grazie. Allora, mi pare che Sì, possiamo tornare primi temi sì, che emergono. da Naomi, perché c'è una tempesta in arrivo praticamente. Una tempesta di messaggi. Sì. Iniziamo con questo. Scrivono: preoccupa l'involuzione del gioco, oltre ad atteggiamento dimesso. Peccato non esiste un ammazzacampionato e si doveva approfittarne. Ancora, l'alta percentuale di possesso palla realizzata ad ogni partita testimonia che questa squadra sa giocare a calcio, ma il possesso deve diventare proficuo e non sterile e fine a se stesso. Scrivono che la classifica attuale, suddivisione dei meriti, chi ha preso un allenatore sconosciuto non vincente per la categoria, 15.000 abbonati e Catania si aspettano promesse che adesso non si vedono. Pelligra, cosa fai? Un attimo, allora vediamo la classifica. Così vediamo la abbiamo- classifica. anche se Ricordiamoci, ho 2 partite in corso. ecco, anche se la classifica chiaramente va vista C'è Casertana Avellino e aspettando i Turris risultati Potenza, se ricordo nelle bene. 2 partite. Questa è la classifica, vedete, con la Juve Stabia che è a 18, il Catania è a 8, è stato scavalcato anche dal Messina che ieri ha superato il Giuliano in quella che era una sfida già considerata salvezza, diciamo 10 punti. Il Catania deve recuperare per una partita e vedremo un po' quando si andrà poi a collocare questo recupero, forse il primo novembre. primo di novembre, però Ho avuto conferme anche oggi. quindi si va verso il primo di novembre Dovrebbe essere alle 14. alle 14, però Facciamo un esempio, no, che quell'asterisco ci porti 3 punti, anzi è una speranza. Angelo, scusami, io penso, e vorrei anche in questo il pensiero di Alessio, che al momento è inutile guardare la classifica, nel senso che non si può continuare a stare col torcicollo a vedere 11 squadre, 12 squadre davanti al Catania pensando vabbè ancora sono 10 punti. No, in questo momento ci facciamo solo del male. Secondo me bisogna guardare la partita successiva e cercare di costruire un filotto di prestazioni e quindi di risultati. Alessandro, però Solo fra 2 mesi, 1 mese e mezzo, secondo me può avere senso rifare certi ragionamenti, o no, Però, Alessio? Alessandro, se non guardiamo la classifica non ci rendiamo per conto carità, neppure dei numeri di cui hai stiamo parlato. secondo me cadendo nella aberrante situazione di pensare beh siamo a 10 punti dalla prima. no. Non è così, ci sono 13 squadre davanti al Catania. Comincia a essere un Ed era- dato, ed era cioè, questo. devi contarne forse quando ce n'è alle spalle. Ed era questo ok. forse l'elemento Ma più siccome importante. non è neanche quella secondo me la dimensione del Catania, non esageriamo, penso che sia adesso opportuno, Alessio, guardare la singola partita, quella che arriva domenica, e ragionare su una sequenza di prestazioni e risultati. Sì, su questo sono d'accordissimo con te. Noi dobbiamo pensare a preparare nel migliore dei modi la partita, ogni partita che viene, non guardando sempre la prossima o guardando la classifica dicendo ma se vinciamo questa. Sono cose che comunque sono tutti sei, ma delle ipotesi che non portano a nulla. Perché sì, vincevamo questo, vincevamo il recupero, allora eravamo primi. O comunque eri lì a un punto dalla prima. Hai perso? Bene, si passa avanti e già da domani si guarda al Taranto, dove giochiamo, no? Sappiamo questa squadra cosa fa, pam pam pam, tutti questi step, dobbiamo incanalarci su quella via e dopo il Taranto va come va, si spera ovviamente che vinciamo e facciamo il risultato con una prestazione convincente, adeguata. esatto, e dopo si guarderà, anche se dopo 3 giorni contro il Monterosi, dopo 3 giorni con l'Avellino, però partita per partita, senza focalizzarsi secondo me sulla classifica, su quanti punti ci mancano uno o l'altro. Però Ok. Alessandro, Sì. mi dispiace, ma la classifica la voglio tornare a vedere, Ci mancherebbe. proprio per dare consistenza al tuo ragionamento iniziale, perché non puoi fare un ragionamento iniziale e poi dire la classifica non la guardo, perché il tuo ragionamento iniziale, gli 8 punti maturati In 7 partite, che hanno riguardato 2 momenti storici particolarissimi nel Catania e 2 allenatori, voglio dire, il primo made in Catania, made in Sicily, tutto sommato. È una squadra Esatto. oggettivamente Esatto. non competitiva, Non quella che competitiva. allenò Rigoli. Quella di Pino Rigoli, perfetto. Dai. Pino Rigoli, insomma allenatore
trovato disponibile per allenare il Catania con una squadra che francamente faceva acqua da tutte le parti, e gli altri 8 punti maturati in 7 partite che sono il racconto invece del momento di maggiore criticità. Trovammo un allenatore che dovette fare in modo di portare avanti un progetto di squadra in una tempesta societaria dove ricordo che Catania raccolse i soldi, fare i biglietti per far partire la squadra, il gruppo, altro che... Stiamo parlando però adesso... No, altro cioè, che... E allora, quegli 8 un'altra punti... epoca, vabbè, dice i punteggi, quegli 8 punti, riesaminando quegli i 8 punteggi. punti che oggi ha il Catania... Ma non si possono fare paragoni. In un momento storico come paragoni. quello attuale, per me sono un fatto che invece denota una certa gravità. Probabilmente è un errore di valutazione. Adesso... Ma io non ho sottovalutato il punteggio esiguo attuale, attenzione, assolutamente è un bottino misero e nettamente al di sotto delle aspettative. Perché altrimenti, però non se si diciamo può che la classifica sì, ma la non si può guardo, continuare. allora- Quello e che allora voglio dire io, non aspettiamo. possiamo continuare a dire siamo a meno 10, però attenzione, no. potremmo fare. Non esiste, No. adesso è farsi del Vabbè, male. nel Cioè, calcio quello che conta oggi devi alla resettare, fine- devi prendere Esatto. atto che sei partito malissimo, nel peggior modo immaginabile, perché Ci sono esempi però di campionati con squadre che hanno iniziato la stagione in maniera davvero deludente, pessima, disastrosa, poi alla fine si sono ritrovati praticamente, non dico a vincere il campionato direttamente, però ad andare a fare il salto di categoria durante i playoff. Ma Quindi- finora abbiamo sentito Grella, che è il responsabile, che ha dimostrato grande competenza e grande capacità organizzativa, dire che comunque è una delusione non vedere la squadra tra il primo, il secondo e il terzo posto in classifica. Allora, vederla lì per ovviamente adesso rimane un gap che probabilmente 3 partite possono colmare, ma probabilmente c'è chi pensa che se non hai le idee chiare in questo momento queste 3 partite possono essere un ulteriore svantaggio nei confronti di questa squadra. Adesso magari È dirà, un'idea. ma a me chi me l'ha fatto fare stasera No, essere povero qui? Alessio, no. Non Alessio c'è, assolutamente non c'è. è una persona di una maturità che ha quando dimostrato Angelo anche l'anno Scaltini ti ha scorso. mandato il messaggio devi Ha staccare detto- tutto e dire Esatto. Ma non perché ci sono. l'ha scelta No, su no, di me? no, no, Allora, Alessio, adesso andiamo bravo. a vedere anche un po' di partito, qualche episodio che siamo riusciti a tirare fuori da quelli che sono in nostro possesso. Prima però appena un paio, 2 o 3 messaggi, Naomi, perché sono tanti ed è veramente un sacrificio, sarebbe veramente un peccato non sentire Non e non dare valorizzarli, voce non esattamente a valorizzarli. chi ci segue e chi ci sta in questo momento mandando, diciamo, la loro opinione oppure le domande, le considerazioni. Esatto, io partirei da un messaggio rivolto ad Alessio Castellini, visto che stasera è qui solo a prendere insomma batoste. No, c'è pure un po' di zucchero. Alessio Castellini è un giovane di belle speranze, si è inserito molto bene ed ha compreso bene cosa vuole lo sportivo catanese. Lotta e non si tira mai indietro, come tutte le prime volte non dimenticherà mai più i nostri colori. E adesso passiamo di nuovo all'amaro. Comunque io darei fiducia a Tabiani. Ah no, non ho beccato uno positivo per Tabiani, vabbè, ce n'è. Comunque darei fiducia a Tabiani perché non è tutto da buttare quello che ha fatto fino ad oggi. Abbiamo visto delle prestazioni molto belle, vedi Crotone, Casertana e a sprazzi anche di altre gare. Bisogna avere pazienza. Tutte le società ad inizio stagione scelgono l'allenatore che risponde al proprio progetto, ma questo non vuol dire che bisogna perseverare nell'errore, altrimenti diventa arroganza ed intestardirsi segno di onnipotenza che non serve a nessuno, scrive Paolo. E poi questo messaggio che un po' riassume anche altri messaggi, perché scrivono: inutile prendersela con Tabiani, non dimentichiamo che il mister è sotto pressione, una squadra nuova con molti giocatori giovani, ha bisogno di tempo, certo non se ne può dare molto. Un eventuale sostituto dovrà essere un nome grosso, grazie. Quindi al termine di queste 3 partite, chi dovesse prendere il suo nome, dicono a casa, dovrà avere un nome grosso, altrimenti non si conclude niente. Allora, torniamo invece alla partita per sottolineare alcuni fatti, alcuni episodi. Direi di partire dal gol, che nasce da un evidente fuorigioco non segnalato, però il calcio è fatto anche di queste assistente cose. Vettorel. L'assistente, fra le altre cose, ieri Patanè segnalava che è ben quotata. La Vettorella è una
degli arbitri calcio femminile maggiormente quotate. Tra l'altro aveva qualche anno fa intervistata proprio a un corso per arbitri donne, aveva detto che dagli errori non bisogna farsene, un po' un ragionamento alla Tabiani, e questo non depone Però benissimo. questo errore è eclatante. No, mi sono ha detto che dagli questo errori... non può non vedere un fuorigioco. Ma vediamo l'immagine, perché stiamo impossibile. parlando... Fammelo l'ho dire, capito. ma fammelo dire. Ha detto, parlando tra Guardate. l'altro proprio di fuorigioco che non aveva visto, Ma- che dagli errori si deve crescere. Però ci sono bisogna... errori, Oh Angelo. my God, e bisogna avere pazienza, no? Che è quello che in realtà ci viene richiesto anche all'inizio di questa stagione. Angelo. Dagli errori, questo è un errore Gli clamoroso. errori li fanno tutti, li fanno i giocatori sotto porta, Li facciamo noi li fanno gli giornalisti, allenatori, li ma- facciamo ma noi è giornalisti, naturale, la fa la li gente. fanno gli assistenti, li fanno gli arbitri, però quando c'è un errore, è come, guarda, se un attaccante sbaglia un gol, poco importa, si può anche rimediare. Non so se la Se regia un può portiere- tornare al adesso momento ci del torniamo. passaggio, perché se un portiere fa un vorremmo errore capire- e la palla entra in porta, ecco. non si può rimediare. cioè, Eccolo cosa, qui. cosa mancava, o era disallineata rispetto, noi ovviamente Ma non ce l'abbiamo disallineato doveva stare a centrocampo nell'inquadratura. oppure deve stare al limite dell'area. Beh, ho capito, ma in ogni caso c'è luce tra tra le due maglie bianche e quella scura. C'è tanta di quella luce che non puoi non vedere che è in errore fuorigioco. clamoroso, cioè questo è un Attenzione, però errore. questo non giustifica la Assolutamente. prestazione Stiamo del dicendo Ecco. intanto Rimane l'errore che c'è un errore clamoroso. enorme. Poi chiaramente la difesa del Catania va in bambola, perché anziché stare lì con le braccia alzate per 4 secondi, visto che non te l'ha segnalato, gioca. Cioè è inutile che stai lì a fare i gesti e fai andare al tiro un uomo che calcia un rigore in movimento. Questo poi chiaramente, ora lo chiedo ad Alessio, è un fatto che non ci spieghiamo, perché prima parlavamo del fatto che non riuscite a sbloccare la partita, però anche quando non sbloccate la partita, non subire un gol ti cambia tutte le prospettive sul proseguo della partita, e questo è un gol che, tolto il discorso del fuorigioco che è eclatante, mette in evidenza diversi errori da parte vostra, almeno di concentrazione. Certo, oltre all'errore che comunque diciamo è umano l'errore, così mi sembra un po' tra virgolette esagerato, perché anche dalla panchina noi che non eravamo benissimo allineati avevamo visto che il giocatore era oltre, ma infatti pensavamo con le nuove regole si deve aspettare che comunque l'attaccante o comunque l'avversario prenda il Entra in pallone possesso. e dopo alza la Segnala. bandierina. Appena abbiamo visto che non è successo ci siamo alzati tutti in piedi, però Però dico, da qui in sì, poi, sì. Da qui in poi ovviamente cosa si poteva fare in più? sicuramente tutti si aspettavano un fuorigioco, quindi mentalmente magari è staccato Ok. quel mezzo secondo, è staccato dicendo Ma sei a com'è 30 metri possibile. dalla porta. Però io penso che comunque Marcos adesso ha alzato il braccio così, però comunque il suo sguardo era verso il pallone, era verso l'avversario. Io credo che anche se fosse stato buono avrebbe difeso, comunque cercato di contrastare non in modo diverso Ok, o in e altri... allora chi doveva assorbire il movimento di Meli, che poi è quello che realizza il gol? Perché c'è un altro giocatore della Juve Stabia che fa il movimento e porta via Uscire, sì, ho Mazzotta, visto. porta via Mazzotta, e poi Meli che resta solo e calcia un Ma rigore ci in arriviamo, movimento. perché se noi andiamo a Sì. vedere di nuovo le immagini, Sì. si vede proprio tutto quello che accade. Cioè, siamo in superiorità numerica a prescindere Ci sono 4 dal giocatori, fuorigioco. credo, in area di rigore del Catania, Come se fai non- a se prendere non vedo gol? male. Guarda, quell'uomo Sono che si 3, porta via 4, 5 Mazzotta, addirittura. a un e certo forse punto. è Quaini lì che non arriva a chiudere su Meli. Se ho visto bene è Quaini. Ma no, no, guarda, adesso li vediamo tutto. Non sarà errore di Quaini, è un errore di reparto, però ecco, guarda, c'è Zanellato che arriva da destra, ma diciamo sulla linea di Meli c'era Quaini. Però, possiamo insomma, rivedere diciamo ancora, che sì. in questo gol subito c'è un concorso di errori da parte della retroguardia un po' disattenta, perché si sperava e si venisse chiamato il fuorigioco, e un po', diciamo, non allineata in Prima senso errore abbiamo detto giusto. il guardaline, secondo anche l'arbitro, perché dal punto di partenza della... La può vedere anche lui. Lo vede tranquillamente anche l'arbitro. Se ripartiamo a campo largo, l'arbitro anche, guardate, si trova
se riallarghiamo Sul cerchio. l'immagine, è sul cerchio e lì ha davvero anche la prospettiva totalmente aperta, si rende conto dalle distanze e anche dalle ombre che il giocatore è un metro avanti agli avversari, e qui l'errore è clamoroso, guardaline, arbitro, e mi sembra che questo sia comunque imprescindibile. Sono 4 giocatori, quasi 5 giocatori. Poi, ovvio, c'è un errore di reparto, Esatto, c'è ma non solo c'è di un reparto, blackout che tutti, nasce tutti. però nel momento in cui probabilmente si aspettavano il fischio, perché di fronte a quell'evidenza, forse questo, di tutti gli errori che ha commesso il Catania, lo reputo questo momento di disattenzione, di stacco collettivo, forse quello più naturale. Non succede, non deve succedere, però non Angelo non è un fuorigioco di 20 centimetri. È un fuorigioco di non un metro abbondante. Non è una maglia, no, che esce fuori, c'è non c'è. Quei calci di rigore che si possono dare, non si possono dare. Qui c'è un metro di differenza, ci sono due arbitri. La considerazione da fare è questa, che ieri la Juve Stabia non è stata, diciamo, non ha messo sotto il Catania da un punto di vista del gioco. Ma non è stata costruita per vincere il campionato. No, ma volevo ha fatto la Juve però, Stabia, però, ha fatto quello per cui è stata costruita. Quello che volevo evidenziare io è che la Juve Stabia ha creato 5 occasioni, questo... 5 palle gol, in almeno 3 circostanze la difesa del Catania si è messa a ballare in maniera seria, e in una di queste c'è stato anche il gol. Quindi bisogna, forse probabilmente, registrare la fase e difensiva, serrare un al di là pochettino di quello i che ranghi. è l'azione che abbiamo visto. La cosa disarmante è che noi abbiamo tirato in porta la prima volta al 65esimo minuto, che ci siamo fatti così ingabbiare dal ritmo lento della Juve Stabia, di una squadra che aveva giocato 3 giorni prima, e che quel Catania che era partito con le idee di andarsela a giocare contro una squadra che possibilmente apriva gli spazi, che possibilmente si metteva nelle condizioni di poter essere aggredita al Catania, e il Catania è rimasto lì con i ritmi della Juve Stabia, aspettando il gioco della Juve Stabia e non tirando in porta. Non abbiamo finito ancora con la Moviola, però ci dobbiamo fermare, quindi altra sosta e riprenderemo con altre 3 azioni per vedere che cosa è successo, per cercare di capire quali sono le dinamiche. Poi pagelle polari stasera. Pagelle polari. Vabbè, siamo a livello sotto zero quasi, no? Non esageriamo, dai. Pubblicità, a dopo. Eccoci, Padane, stai calmo, stai sereno, stai tranquillo. Torniamo agli episodi della Moviola e andiamo a vedere il tiro di Zanellato, che a un certo punto nel primo tempo aveva fatto ben sperare, cioè che ci fosse una reazione da parte del Catania. Sfortunato, dobbiamo dire, perché la deviazione è decisiva. Sì, Buglio penso che abbia tolto il pallone alla traiettoria che l'avrebbe insaccato alla destra di Thiam, perché aveva calciato con una coordinazione veramente non ci pregevole. arrivava Thiam, no, non ci sarebbe arrivato. No, ha calciato anche perché le veramente caratteristiche del portiere, no? È difficile poter prendere una palla bassa così. Era piantato, Thiam non l'avrebbe presa. No. Però Buglio si tuffa a peso morto e riesce a toccare con la punta del piede, a deviare in angolo. Questa è anche sfiga, cioè possiamo definire nel modo ma anche i più pali opportuno. traverse Fa parte del momento, diciamo che fa parte del momento. Però il Catania, a parte questa azione che stiamo vedendo, che abbiamo visto, l'occasione per fare gol l'ha avuta, no? Sì. Eravamo praticamente quasi alla fine. Ne ha avute. Due. Titoli di coda. Però quella più clamorosa è Dubiscas, certo. La vediamo, perché là però anche quella di Chirico da fuori area non era male. Qui Dubiscas che insomma indugia un attimo e consente a Thiam di far valere questa sua strapotenza fisica, un portiere fortissimo per quello che avevo già visto in altre partite, ma ieri ho avuto la conferma, si tratta di un portiere che fa la differenza in questo campionato. È la 6ª volta che chiude le partite con la saracinesca a reti inviolate, non è un caso. E poi grande esplosività, grande forza fisica. Brava la Juve Stabia ad averlo preso. È chiaro, 2,2 m, giocatore senegalese, ma davvero di grande prospettiva. Sì. E lo ha dimostrato. Peccato perché qui proprio era il momento perfetto, 85esimo. Portavi il punto a casa e oggi la vedevi in un altro modo. Non so se c'è adesso invece
l'altra occasione di Chirico se l'abbiamo È stata montata. prima, è stata prima, è stata al Quella- 65. quella non l'abbiamo montata però perché quella mi dava la possibilità di fare una riflessione. Ma anche qui, scusami, non so se la regia lo può darci il fermo immagine. Volevo essere sicuro che Dubiscas fosse in posizione regolare. credo che il momento in tocco cui- sia di un giocatore della Juve Stabia. Forse no. di Carmine, secondo me. No, adesso andiamo a vedere. Se torniamo Io ho sull'ultima avuto la azione, sensazione fosse leggermente avanti. Però quindi, guardate. quindi la Vettorel avrebbe no, la fatto tocca il giocatore della Juve doppietta. Stabia. Se tanto mi dà tanto, Guardate, era allora. forse in posizione regolare, ma No, allora ragazzi, Forse leggermente guardate avanti, attenzione, vediamo. qui il tocco è del preso giocatore la della Juve Juve Stabia. Non ci sono dubbi su questa deviazione. Ok, no, invece mi era sembrato di Carmine in... No, è perché stamattina quando ok. abbiamo preparato diciamo, L'hai le visto immagini bene? siamo andati Bene. a focalizzare Sì, e hai ragione. il tocco è proprio non se ne sarebbe accorta. Assolutamente. No, questo non lo La sapevo. Vettorel non se ne sarebbe accorta, Lo so. figurati, Questo se si sul- accorgeva di quel fuorigioco. Domanda che invece faccio a C'è Alessio. un'altra azione, Ok, prima vediamo. di fare la domanda, così chiudiamo con la L'espulsione di Moviola. Silvestri. E l'espulsione di Silvestri che poi cioè, il cartellino giallo secondo probabilmente ci stava, però forse è un'esagerazione perché il fallo non è cattivo, è un fallo tattico, È certamente. troppo eclatante. Forse, dai, dai. Andy. Però Allora, Angelo, ragionamento rapido. Ed A è un me- fallo da frustrazione, Esatto, secondo a me. me le squadre che finiscono le partite con 4 attaccanti, togliendo centrocampisti, con questa mossa di disperazione mi sono mai piaciute. Lo dico così, per una Con franchezza. con franchezza e non è una mossa della disperazione, perché è l'ennesima volta che questa squadra finisce così. Per una volta abbiamo preso un gol che era il secondo in contropiede, stavolta perdiamo un uomo e questo francamente dimostra come alternative oltre all in, no, proviamo tutti, non ce ne siano, ma a volte è un'alternativa più dannosa. Finora nei 2 esperimenti di rimonta sono stati un secondo gol e un'espulsione sacrosanta quella di oggi, ma non puoi fare diversamente perché a quel punto probabilmente lanci l'uomo e prendi l'altra marcatura. Troppi infortuni, dice un nostro telespettatore, Ed ha ragione. ed è però- un dato di fatto. Ad Alessio, voglio chiedere una cosa. No, l'occasione di Chiricò sul pallone schizzato fuori area di rigore mi solleva una riflessione. È una domanda che ti faccio ovviamente, non sei il tecnico di questa squadra, ma che Chiricò debba battere tutti i calci d'angolo, quelli da destra, questa è la quelli- fissa di quest'anno quelli di da- Angelo quelli Paganella, alla sinistra, attenzione. è la mia fissa. la- No, non vi toglie comunque un uomo come Chiricò che sulle seconde palle, sulle ribattute corte, no? Sui palloni allontanati male alla difesa, può fare forse più male in una posizione dove ha già fatto gol anche da attaccante o da centravanti. Cioè, è una scelta Se tecnica. riparte l'avversario dal calcio d'angolo, Se riparte l'avversario dal calcio d'angolo non è detto che per forza debba... se lo piazzi là, lo chiami poi a farsi 60 metri corsa D'accordo, all'indietro. non è detto che lo debba battere necessariamente un altro centrocampista, lo può battere un difensore, lo può battere... L'anno scorso li batteva tutti quanti Francesco Lodi, si fa 60 metri, se ne fa 45, Però d'angolo ad quello angolo. che è più, secondo me è più rilevante è che sui calci d'angolo non abbiamo uno straccio di schema, capisci? al di là di chi lo batte, Ci sto arrivando. i saltatori finora non ho mai visto Uno schema essere diverso. dominanti per effetto di movimenti, di Ed era la situazioni. domanda. L'anno scorso, con un allenatore basic, però ricordo decine e decine di schemi sui calci piazzati. No, quest'anno c'è la stessa attenzione o è un altro tipo di calcio che ancora... Sono più bravi gli avversari. Chi lo sa? Allora, credo che, rilacciandomi a quello che hai detto su Chiricò, diciamo che comunque se io batto un calcio d'angolo, la mia idea non è quella essenzialmente che la palla vada fuori così lui possa tirare in porta. Sì. Se io lo faccio battere perché penso comunque, vediamo tutti che ha la qualità per mettere una gran palla dentro e far gol ai saltatori. Ma non ce ne sono altri mancini col piede così, educato? Non come Chiricò. Non ne vedo tantissimi neanche in Serie C, figuriamoci Esatto. tra virgolette Ok. nella nostra squadra. Poi, come hai detto, lì ha fatto un gran tiro col Torino Vestale, però è difficile comunque una palla che ti esce
e c'hai 11 giocatori che ti vengono addosso, perché comunque a parte poche squadre che mettono fanno restare due alti sui calcio d'angoli, poi hai 8 avversari che ti schermano la porta, quindi comunque anche per lui fare un tocco forse è quasi già troppo, perché dovrebbe quasi calciare di prima, perché uno che ti esce, se lui perde palla lì vuol dire che comunque c'è una ripartenza, e come ha detto giustamente Alessandro, è meglio secondo me fargli fare 45 metri per andare a battere un calcio d'angolo dove può essere decisivo, una sua palla in mezzo, che lasciarlo fuori area e sperare che, tra virgolette, arrivi una palla lì e lui faccia gol, oppure che respingano e ci sia una ripartenza, perché comunque fargli fare 60-70 metri una o due volte, dopo giustamente non è più lucido davanti. Una cosa invece legata all'episodio, Sì. l'ultimo che abbiamo visto, l'espulsione di Silvestri. Nelle griglie delle coppie centrali difensive, i centrali di destra, Silvestri, Castellini, anche se stai giocando a esterno, i centrali di sinistra, Curado, Lorenzini. Mancando Silvestri, penso che diventi il naturale sostituto per la partita di domenica come difensore centrale di destra. Questo non posso dirtelo, perché comunque il mister saprà benissimo con chi sostituire Tommaso. Comunque c'è anche lo stesso Alessandro Coini che può fare tranquillamente anche col ruolo. Anche se sta giocando ora a centrocampo. Esatto. Poi giustamente è una scelta del mister questa. Permettetemi, c'è anche Alessio Castellini che No, ho potrebbe detto, giocare sì, sì, solo. no, l'ha ho detto che le coppie, i centrali di destra, Eh. Silvestri, Castellini, quindi squalificato Silvestri, Lorenzini. per me Lorenzini sinistro, sinistro, però- Curado, Lorenzini, però- le coppie, come coppie, c'è ok, destra e vabbè. sinistra. Poi secondo me deciderà il mister, Certo. basandosi anche Ma su, dico, tu su da quello che difensore potrà fare. centrale interpreti il ruolo a te più congeniale, no? Sì, comunque è un ruolo che ho fatto da più tempo, poi lasciando perdere la scorsa stagione che ho fatto il terzino sinistro. Comunque però io ho sempre fatto i 4 di difesa più il centrale, però che quando andavo col Brescia in prima squadra mi facevano fare sia il terzino che anche il mediano all'occorrenza. Quindi comunque dove mi mette io mi metto a disposizione e poi cerco di fare il mio meglio. Andrei di nuovo Sì, dimmi. da Naomi, perché abbiamo Dai. tanti messaggi da smaltire, e poi vediamo anche un po' di grafiche, perché ci abbiamo Sì. verso la parte finale Finita. di trasmissione. Sta finendo. Sta finendo? Volata. Questo è il tempo. Vabbè, cominciamo a Il tempo è smaltire. quello, no? Smaltiamo. Comincio con: bisogna cambiarlo ora, Tabiani. Abbiamo dei bei giocatori, è impossibile farli giocare così. Che altro tempo vuole la società? Il tempo scorre, abbiamo 10 punti della prima e siamo in zona play-out. 3 partite. Continuiamo. Al momento questa squadra non dimostra di primeggiare, ma ai playoff ci arriva tranquillamente e dopo si vedrà. 3 partite. Avellino e Crotone hanno cambiato tecnico perché mirano a vincere il campionato. Noi, se ho ben capito, vogliamo aprire un ciclo, pertanto Tabiani è in una botte di ferro. Sempre 3 partite sono. Però il Continuiamo. Crotone, perdonami, il Crotone L'ha è richiamato, stato costretto a rigare Zauli perché i giocatori sono opposti all'esonero, cosa di oggi, eh? Sì, sì. Ah, voi volete chiedere cosa farebbero i giocatori? No, non si può fare. No. Va bene, ok, continuiamo. L'anno scorso la squadra di Ferraro ingranò a giocare bene a dicembre. Quest'anno perché non c'è la stessa pazienza? Aspettiamo, perché le qualità ci sono dei singoli. Vabbè, iniziò a giocare bene a dicembre, aveva già 10 punti di vantaggio sulla seconda, quindi diciamo che la prospettiva era leggermente diversa. L'anno scorso cercavamo il bel gioco nonostante i risultati, Sì. e difatti Poi Ferrara arrivò, che- e poi arrivò. Secondo me questa cosa era mascherata dal risultato, chiaro. perché sì, è vero che da dicembre o comunque fine novembre secondo me ha iniziato a giocare un po' meglio, però quella cosa era nascosta dal risultato che vincevi e quindi comunque la cosa andavi andava avanti, bene. chiaro. Alessio, scusami, proprio perché vogliamo andare in fondo alla disamina e cercare di capire perché il Catania non si esprime così bene. La sensazione è che il Catania ancora non sia tarato a vincere le partite sporche, le partite contro quelle squadre, la maggior parte del campionato di Serie C, che giocano in un certo modo. Può essere una considerazione fondata? Sì, diciamo che può esserlo, perché tu cerchi di giocare un gran gioco e molte volte riesce questo gioco, però nel momento in cui devi essere un attimo più incisivo, magari il gioco sporco dell'avversario ti rovina tutta quella bella azione che hai fatto, e da quella bella azione che hai fatto magari non ne tiri fuori nulla, però la bella azione o comunque quello che hai provato c'è stato.
però il gioco sporco, magari un fallo tattico o comunque una brutta entrata, diciamo, dell'avversario può far rovinare tutto quel bel gioco che tu hai creato. Tabiani vi ha detto qualcosa ieri al rientro degli spogliatoi? No, come ho già detto, probabilmente, no, senza probabilmente, ne riparleremo quando ci ritroviamo, perché a mente fredda è giusto analizzare meglio le cose, perché con gli animi caldi magari si percepiscono, dicono parole che magari vengono espresse male o prese da noi E in allora modo adesso diverso. scusami, ma allora cosa vi ha detto per preparare la partita di ieri? Qual è stata la preparazione emotiva a questa partita? Dopo una prestazione in casa che non era stata poi delle migliori. No? Sicuramente Che vi aveva detto? Allora, c'era voglia di rivalsa sicuramente, dovevamo andare là, fare una certa partita, una partita di spessore, poi sarebbe troppo bello, diciamo, che tu prepari una partita e ogni cosa esce perfettamente come tu voglia. Immaginato. Esatto, perché comunque ci stanno, come ho sempre detto, ci sono gli avversari. Noi con Latina magari avevamo preparato un certo tipo di partita, gli avversari si abbassano 10 metri più indietro, quelle giocate che volevi E fare ieri non cosa ha possono più dato? farle. Cioè, qual è stata la mossa che ha scombinato un po' il vostro piano tattico? Per avere un'idea, cioè, come l'aspettavate la Juve Stabia? È diversa, una squadra che vi dava più spazi? Comunque ci aspettavamo che un giocatore stesse sul nostro play e quindi i due centrali avessero più, o comunque i terzini avessero più libertà di spinta, perché non avevano nessuno. Invece si è messo soltanto una punta e praticamente due sottopunte quando non c'avevano palla. Esatto. E quindi Pisco con Bentivegna esatto, le all'inizio. nostre mezzali erano coperte da quei due giocatori lì e le mezzali loro potevano aprirsi di più, così da chiudere anche i terzini. E quindi siamo stati, tra virgolette, costretti a entrare di più col centrale, che era magari una cosa che avevamo preparato di meno, però comunque l'avevamo preparata, però Era un diciamo piano che è un piano B, non era semplice, dovevamo capire subito, e comunque dovevamo capire subito che si erano messi in un altro modo e fare delle altre giocate. Ad esempio, ci fermiamo sì, una cosa, proprio una considerazione Sì, velocissima. perché altrimenti... Non si riesce a prendere una punizione dal limite, e questo, avendo tiratori squadra di un livello alto, è un grosso handicap. Bisogna crederci di più, forse attaccare con più uomini quella zona per cercare di proprio creare la situazione. Sì, su quello è vero, però comunque anche l'anno scorso non ne abbiamo prese tantissimo, anche gli avversari che giocano comunque di queste partite non ne ho viste tante che hanno preso punizioni dal limite, ma secondo me è anche un po' anche dato dal gioco, che è molto, tra virgolette, statico, quando è più semplice che loro fischino una punizione per loro in ripartenza che una nostra quando siamo lì che palleggiamo e loro sono già tutti schierati, secondo me. Ci dobbiamo fermare, pubblicità ancora e ci ritroviamo fra pochissimo, abbiamo da proiettarci anche sul prossimo avversario, ma vedere Anche anche il le punto sugli pagelle, infortunati, il punto sugli possibili infortunati, rientri e abbiamo tanta quant'altro. roba Sì. ancora, fra pochissimo. Allora, adesso vediamo di capire che cosa fanno quelli che stanno ai piani alti, perché fino adesso abbiamo parlato Noi siamo del in cantina, Catania, però. delle difficoltà, in questo momento siamo in cantina, sì, Non guardiamo la classifica, guardiamoci 3-2-1. e vediamoci il 3-2-1. Tutti a caccia della lepre e la corsa dietro di quelle serrate. Il momento migliore è del Foggia, una squadra che ha dalla sua la continuità. Dopo l'unica sconfitta alla prima di campionato a Taranto, la squadra di Cudini non ne ha sbagliata più una e nelle ultime 4 ha vinto 3 volte. Contro il Brindisi il Foggia ha approcciato bene, col piglio giusto, senza rischiare nulla e chiudendo il match nel primo tempo. Nella ripresa ha sofferto, ma più per un suo calo fisico che per una pressione vera e propria degli avversari. L'esame da grande arriverà sabato in casa di un Crotone che ha prima esonerato e poi richiamato Zauli dopo la mobilitazione della squadra e che non sarà un cliente facile. Se il Foggia corre, il Latinano scherza mica. La sconfitta casalinga col Brindisi 3 gare fa è stata a conti fatti salutare, visto che la squadra di Di Donato ha poi pareggiato con merito a Catania e adesso ha vinto la partita con il Monopoli soffrendo solo negli ultimi 5 minuti. Ma anche in questo caso il calo di tensione degli ultimi minuti è visto dal tecnico come un'occasione per crescere ed alzare l'asticella. Sinora, a parte l'esordio ad Avellino, i laziali hanno affrontato tutte le squadre che non occupano una posizione playoff. Accadrà sabato a Cerignola e allora si potrà capire se il Latina ha davvero la mentalità per stare lassù.
Il passaggio a vuoto della settimana è quello del Benevento, che così si è fatto raggiungere in classifica proprio da Latina e Foggia. I Sanniti erano reduci da una bella striscia di risultati positivi, 3 vittorie consecutive, il pareggio in Cerignola. La gara contro il Picerno avrebbe dovuto rappresentare l'occasione per alzare l'asticella e invece la squadra di Andrea Oletti ha rischiato grosso, pareggiando solo sui titoli di coda, smorzando un po' quell'entusiasmo che si era creato dalle parti del Vigorito. Se sarà solo un passo falso, isolato, lo dirà sabato, il derby contro il Sorrento. Eccoci di nuovo insieme e ripartiamo vedendo il migliore di ieri, le pagelle per il migliore. Prima il migliore. Andiamo da Nomi. Il migliore della partita giocata ieri è Nicolò Zanellato, voto 6. Scrive Valiasindi, in un centrocampo falcidiato dagli infortuni tocca a lui, l'ultimo arrivato, fare la mezzala sinistra ed a conti fatti risulta più in palla della mediana. Si aggiudica, anche di fisico, il confronto a distanza con Buglio e si propone dalle parti di Thiam, non trovando per centimetri il pareggio al minuto 40°, con un tiro mancino scagliato dal limite in perfetta coordinazione e deviato da Buglio ad un soffio dal palo. Poco dopo ispira di testa la conclusione verso la porta di Zammarini, non giocava titolare dal 18 marzo e per precauzione esce al 60°. Concordo, non soltanto, forse un po' meno col voto, perché al netto Non sono andato oltre il 6. ok, della sconfitta di ieri Zanellato che ha fatto una bella partita. Abbiamo parlato tante volte di leader a centrocampo. Io ho la sensazione che questo giocatore, per come l'ho visto in partita ieri e per quello che ha fatto vedere, potrebbe candidarsi ad essere uno dei leader del centrocampo, probabilmente il leader, anche perché ha l'esperienza, ha il curriculum importante, ha tante partite in Serie A, ha le scuole grosse del calcio. Ha tutti e due i piedi, Angelo, Ha tutti e due i calcio di piedi. destra e di sinistro, No, ma mi indifferentemente. pare anche sia uno davvero di carattere, cioè, era l'unico che sembrava, no, il giocatore che aveva sempre indossato Che si stava la maglia. ribellando a questo Era quello destino che avverso. era quello che aveva sempre giocato col Catania e che non ci stava proprio. Ho avuto questa percezione, spero di non sbagliarmi nel futuro. Andiamo alle pagelle No, complessive. Andiamo alle pagelle, stesso voto, quindi 6 per il portiere Beters. Continuando con Buà, voto 5, Castellini che entra al posto di Buà, 5,5. Per Silvestri 4,5, 5 a Curado, stesso voto a Mazzotta. Passando al centrocampo Zammarini 4,5, Dubiscas che entra al posto suo 5,5, Quaini voto 5, Zanellato voto 6. Chiricò in attacco voto 5, Di Carmine voto 4,5, Marsura voto 4,5. A Tabbiani un bel 4. E questo è qua. Subentrati abbiamo anche Dubiscas 5,5, Rizzo 5,5 e Sarao 5. Alessandro, 4,5 Di Carmine, Sì. perché chiediamo a un giocatore come Di Carmine che attacchi la profondità, che cerchi Angelo deve anche uscire dall'area, venire a palleggiare sulla tre quarti, deve darsi più da fare, a mio avviso. Però È Di Carmine. è Di Carmine e quanti palloni arrivano a Di Carmine? Te che può esci giocare? dall'area, vieni E- a palleggiare, e allora vieni fai- ad aprire. E allora facciamo un discorso, certo. o costruisci una squadra, Troppo facile di non mi arrivano palloni, allora io sto lì, ok, D'accordo, faccio Alessandro. lo stopper per la squadra avversaria. delle due l'una. Ma è Di Carmine, lo dico perché è Di E Carmine. allora, delle due l'una. Se voglio quel giocatore, metto in panchina Di Carmine e metto Sarao. Se scelgo Di Carmine come riferimento offensivo, gli creo un gioco per la caratteristica del giocatore. D'accordo, siccome questo A Di gioco Carmine- ancora non c'è, Ok, anche Di Carmine viene D'accordo. e fa un altro tipo di movimento. Uno che- è molto semplice. e per me un 4,5 abbondante è quello che hai dato invece a Marsura, perché da questo giocatore ci aspettiamo all'inizio del campionato un elemento anche di fisicità, di carattere, Di tecnica. e invece si sgonfia in maniera esponenziale. In compenso Zanellato sembrava davvero di essere stato Però titolare dobbiamo sempre in questa anche squadra. dire che i due esterni bassi della Juve Stabia, Baldi e Andreoni, sono hanno stati- fatto un partitone. Un partitone. Vabbè. Non hanno sbagliato una palla. Cioè, dobbiamo anche poi capire contro chi giochiamo. Bene per loro, male per noi. Sì. Adesso
Fatte le pagelle, cosa andiamo a vedere, Alessandro? Possiamo andare a guardare il calendario e poi calendario. il prossimo avversario, che è il Taranto. Appunto dal calendario sappiamo subito che domenica arriva al Massimino il Taranto, partita che rievoca delle sfide importantissime. Ci sono già delle indicazioni dell'osservatorio Arrivano dei rumors. per insomma, la limitazione alla vendita dei biglietti per Credo i che la tifosi del trasferta Taranto. sarà vietata, Alessandro. Ok. Allora diciamo che sembra una Possiamo dire che sconfitta, sarà vietata. Ok. è una sconfitta del calcio tutte le volte, però Catania e Taranto, Alessio tu eri troppo ragazzo, forse avevi ancora il biberone, no, ma Catania e Taranto sono due squadre le cui tifoserie hanno ricordi ancora troppo legati a una promozione Ci del potrebbe Catania. essere un'apertura soltanto per i tifosi in possesso Della di tessera, tessera. la Esatto. fidelizzazione. Esatto. Questo potrebbe essere Però una Mi vedi, riferivo a questo tipo di in questo limitazione. senso, in Però questo vedo, senso. cioè, vedi, questo lo reputo un non senso, però vabbè è inutile, stiamo a parlarne qui, perché il problema Però- non è il tifoso che entra allo stadio, no, se proprio dobbiamo dirla tutta, se io ho un allarme, non è il tifoso fidelizzato che entra allo stadio, che allo stadio non tira la bomboletta o non tira il sasso, il problema è arrivare allo stadio, il problema è portare questa gente fino allo stadio, dove il teppista può essere messo dietro l'angolo, che abbiano la tessera del tifoso o che non ce l'abbiano. Poi è un altro ragionamento. Vediamo allora, abbiamo detto Sì, il calendario. poi il mercoledì 25 si va in trasferta contro il Monterosi Tuscia, domenica si torna al Massimino contro l'Avellino e poi abbiamo detto prima l'1 novembre Brindisi Catania, probabilmente alle 14. Queste sono le partite, il recupero della seconda giornata. A questo punto vediamo allora qualcosa Il di sapere prossimo qualcosa in più avversario, sul del prossimo Taranto. avversario del Taranto, sì. Che ieri ha vinto 2-1 sul Crotone, una partita ben giocata dalla squadra di Ezzurino Capuano che era 2-0, poi nel finale il Crotone ha dimezzato lo svantaggio. Complessivamente è una squadra che ha messo insieme 11 punti in 7 gare come il Catania, quindi ha fatto 3 punti in più del Catania, ha realizzato 3 gol in più del Catania in queste 7 partite e ne ha subiti 8, il Catania credo ne abbia presi 7 con quello di ieri, correggi se sbaglio, 6 o 7. 7 gol. 7 gol? Sì. Quindi diciamo che ha distribuito meglio i gol il Taranto, tutte partite vedete di un gol, insomma con uno scarto di reti minimo, e ha come migliori marcatori Cianci, che insomma centravanti di Serie C navigato, e questo Antonini, che è un brasiliano, un difensore centrale brasiliano molto molto forte, già ha fatto 3 gol, ma anche quest'estate aveva mercato a palla. Allora, abbiamo da dare qualche indicazione, Alessandro, su quella che è la situazione dell'infermeria del Catania. Infortunati, sì, allora dovrebbe aggregarsi al gruppo Ciccio Rapisarda, che insomma sembra a buon punto, e poi invece un'altra settimana in più, queste indicazioni che giustamente dava Angelo Patanè un paio di puntate fa su Chiarella, Ancora che non andrà in gruppo per Domenica. la partita con il Taranto, ma per la partita contro il Monterosi o con l'Avellino. Se ci sono O le con Monterosi condizioni. o con l'Avellino. Se ci sono le condizioni. E poi anche in questo caso. da stabilire l'entità dell'infortunio di Michele Rocca, che probabilmente si è stirato, e di Infortuni Deli, muscolari ancora. e di Deli, che ha avuto un fastidio muscolare all'adduttore, tant'è che non ha potuto giocare perché sarebbe stato titolare, e da valutare anche le condizioni di Bois, che ha subito una bella randellata in faccia da Erradi verso la fine del primo tempo, e addirittura ha dovuto andare poi dopo la partita al pronto soccorso perché insomma ha avuto delle conseguenze abbastanza siamo in serie. chiusura, Sì, ma non sono tanti questi infortuni muscolari. sì, sono tanti. Sì. Prima di chiudere però vorrei andare di nuovo da È il Naomi, preparatore perché- che Sì? ha portato mister Tabbiani, è lo stesso che aveva a Fiorenzuola l'anno scorso, dove sono registrati tantissimi infortuni. Sarà un caso, ma E è giusto approfondire questo approfondiremo questa vicenda. prossima Torniamo da puntata. Naomi. C'è un messaggio riassuntivo, citando sempre Massimino: bisogna comprare l'amalgama, non vedo la rabbia calcistica, non si può essere chiricodipendenti. Fermato lui, non ci sono elementi in grado di creare un guizzo entro l'area o un trascinatore che parta, non dico dalla difesa,
difesa, ma dal centrocampo è rumpa a botta. Tabiani, quando dice un gruppo che si vuole bene, cosa intende? Ci pare che siamo qui all'Ardor Sales, mi state facendo fare sangue e acqua, ma sempre forza Catania. Saluti Gio La Torre da Catania. Ciao Gio, mi hai fatto ridere. Traduciamo alla squadra dei salesiani, chiaro. Salesiani San Filippo Neri, per capirci. Ancora qualche messaggio. Perché ogni tanto gli esterni d'attacco non cambiano fasce, crosserebbero meglio con il piede naturale e allo stesso tempo le difese avversarie potrebbero perdere i riferimenti. Ancora, in casa gioco prevedibile, serve un piano B, ovvero un sistema di gioco che possa andare anche per vie centrali. Via subito Tabiani per dare una scossa e capire se è un problema di allenatore o dei giocatori. Ho fatto degli abbonamenti da Venezia senza mai andare allo stadio, sono arrabbiato e deluso. Pensa se invece fossi venuto, quindi pure il prezzo del biglietto aereo. No. Dovete cambiare allenatore, non si prendono punizioni del limite perché il nostro gioco si sviluppa prevalentemente sulle fasce. Le parole dello scorso anno da parte della dirigenza sono state: il secondo posto sarebbe un fallimento. Puntini, 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 non aggiungo altro, nemmeno io. Per oggi è tutto. Linea Mi pare che con questo messaggio ci possiamo fermare. Dobbiamo ringraziare Naomi per il suo supporto. Grazie a voi. Grazie a te, grazie ad Alessio Castellini. Grazie a voi. E speriamo di ritrovarti in una situazione certamente migliore. Alessandro, una buona serata a te. Grazie. Grazie a Angelo. voi, Alessio, sempre in gamba, sempre forte, sempre a testa alta. Ci fermiamo qui, grazie per essere rimasti con noi anche stasera con Corner, vi aspettiamo lunedì per quanto riguarda Corner, ci ritroviamo invece domenica per Diretta Stadio e vi ricordo l'appuntamento invece per presentare la partita di domenica, quella con il Taranto, la preview con Marco Carli venerdì alle 20:45. Buonanotte.